Andiamo a parlare di un grande evento, quello che riguarderà l'organizzazione in primis degli arcieri Torres Sassari, che come al solito sono in pole position per queste organizzazioni. Campionato italiano di tiro con l'arco FISDIR 2024, una kermesse importante a sottolineare ancora una volta, ove ce ne fosse bisogno, la presenza della vostra società ad accompagnare tutti. Sì, siamo già al 10° evento importante che gli Arcieri Torres organizzano a Sassari. Questa volta abbiamo risposto alla chiamata della FISDIR, visto che la società è anche affiliata alla disabilità intellettivo-relazionale, nell'organizzare questo terzo campionato. E devo dire che è già stato un successo dai numeri di partecipazione, perché abbiamo 70 atleti, 14 società da tutta Italia, e per una manifestazione di tiro con l'arco per disabili relazionali intellettivi è molto partecipata, e questo ci fa molto piacere. L'impianto che ospiterà questa kermesse è il vostro, ormai il vostro sodalizio, ritornando un po' indietro nel tempo, insomma, questa è stata una delle intuizioni, no? del vostro gruppo, che da una mezza discarica ha realizzato un gioiellino che adesso è tutto, come posso dire, fa da apripista per altre situazioni che abbiamo notato stanno nascendo in Italia. Allora, questo è un impianto nato per il tiro con l'arco. Da un'assegnazione dell'area nel 1998 abbiamo costruito un impianto e la città ne fruisce tutti i giorni, 365 giorni all'anno, e a questo a noi fa enorme piacere, perché è un impianto a impatto zero e a costo zero per l'amministrazione comunale, perché comunque siamo noi che sosteniamo tutte quelle che sono le spese nella gestione, e credo che questo sia un modello da prendere come esempio per tutti quelli che vogliono effettivamente costruire un impianto e dare una mano alla città. Questo impianto ci permette di organizzare questi eventi, e nella special modo questo è stato organizzato insieme al Comune di Sassari, col patrocinio del Comune di Sassari, e devo dire che grazie all'assessorato, insomma, al sindaco e all'amministrazione che ci ha creduto, abbiamo portato questo evento nella città. Paolo, ultimissima cosa, si inizia da sabato per quanto riguarda gli accreditamenti e naturalmente i tiri di prova, però invitiamo realmente tutti coloro i quali vogliano offrire di un grande spettacolo. Da domenica mattina intorno alle 9 cominciano già a presentarsi gli atleti, e sarà tutta una mattinata dedicata a queste persone che molti continuano a definire diversamente abili, invece vedrete che grandi abilità ci sono. Sì, e devo dire che si impegnano tantissimo. Sì, la gara loro iniziano ad arrivare da stasera e domani. L'accreditamento e le riunioni per quanto riguarda l'organizzazione insieme alle rappresentative si svolgerà sabato sera ci sono i tiri di prova, domenica mattina la manifestazione e la gara che si conclude intorno alle 12:30 con la premiazione di tutti gli atleti e delle squadre. Devo dire che è un grande impegno, perché è vero che abbiamo detto che sono 70 atleti, ma ci sono 150 accompagnatori, perché dietro questi ragazzi ci sono le famiglie, i tecnici, le società, e dunque è un grande impegno, considerando che la società ha deciso di offrire a tutti il pranzo, sia di sabato che di domenica, come nostri ospiti, e questo ci impegnerà maggiormente non solo nell'organizzazione della gara vera e propria, ma nell'organizzazione dell'ospitalità che ci contraddistingue. Ultimissima cosa, mi viene a sorridere perché mi verrebbe a dire Arcieri Torres Sassari c'è, che fa il vezzo alla manifestazione del 1° giugno che il nostro amico comune Claudio Bortolo sta organizzando in un altro posto dove insomma gli arcieri hanno avuto un grandissimo successo, la Pineta e Baddimanna. La manifestazione è chiamata Monte Rosello c'è, però insomma colleghiamocelo, perché poi alla fine si parla solo ed esclusivamente di sociale.
Sì, Claudio è un amico ed è una persona squisita, è un grande organizzatore, ha creduto da tanto tempo a questa manifestazione e ha rilanciato la Pineta. Noi siamo tra quelle società che organizzano 2 o 3 manifestazioni tutto l'anno in un posto stupendo di Sassari e che credo che vada valorizzato maggiormente, per cui Claudio è stato il precursore in una manifestazione come quella di Sassari c'è e credo che le debba essere data grande riconoscimento per quello che sta facendo e per quello che farà nel prossimo futuro.